L'Unione Sportiva Juvenili a Buon Pastore, con la Policart Vivai Associati, milita in Serie B1 femminile, rappresentando la capofila delle squadre padovane. Dopo un buon avvio di stagione, una serie di infortuni ha costretto il team a rimboccarsi le maniche per raggiungere l'obiettivo prefissato, la salvezza. Facciamo il punto della situazione con il dirigente della squadra. Purtroppo abbiamo avuto a che fare con parecchi incidenti, di cui infortuni, tra cui quello della Zammuner, che ci ha fortemente condizionato, perché era quella che praticamente è la realizzatrice della squadra, nel senso che la maggior parte dei punti metteva giù lei, e chiaramente abbiamo dovuto anche cambiare un po' l'assetto, perché qualche volta eravamo inflazionati da malattie, infortuni di caviglie, spalle, quindi con turni di riposo alle atlete anche abbastanza lunghi, e quindi diciamo che adesso nella posizione che abbiamo in classifica, messi come siamo messi per tutti i motivi che ho detto, credo che sia più che positivo l'andamento, almeno fino a qua. L'allenatrice ci parla dell'andamento della squadra fino ad oggi. Stiamo lavorando sodo, perché come saprete probabilmente noi abbiamo avuto parecchi infortuni e parecchie assenze legate anche non solo al mondo pallavolistico, ma proprio al mondo esterno, alla vita normale, e quindi ci siamo trovati in determinate situazioni un po' critiche alle quali abbiamo risposto in maniera adeguata. Tutte le ragazze si sono impegnate al massimo e siamo riusciti a costruire lo stesso un gruppo che dà emozioni e comunque continua a lottare per la classifica, nonostante vengano magari anche da campionati inferiori, che siano ragazze giovani che stanno lavorando sodo. Abbiamo appunto le ali che abbiamo un 91 e un 90 che ce la stanno mettendo tutta alla loro prima esperienza di campionato di B1 e stanno crescendo. Certo, dobbiamo lavorare ancora soprattutto ai lati, i centrali stanno migliorando, tenendo anche la ricezione. Io penso che ce la potremmo fare a salvarci. Certo che dobbiamo continuare, come abbiamo fatto fino adesso, a stringere i denti e qualunque cosa succeda andare avanti. Quali sono le qualità migliori del suo team? La tenacia, la determinazione e la voglia di dimostrare dignità in campo nonostante tutti gli infortuni e nonostante tutte le assenze. Le ragazze hanno lavorato tantissimo, trovandosi a fare anche allenamenti molto pesanti per sopperire alle assenze, e quindi io credo che un gruppo che abbia così voglia di lavorare tanto meriti anche la salvezza. L'inossidabile veterana Giovanna Moretto esprime fiducia nella salvezza e scommette sulla crescita tecnica delle compagne. Lavoriamo parecchio nonostante gli infortuni numerosi che si sono verificati in questa stagione. Non abbiamo mai mollato e ci crediamo sempre. Le partite che dovevamo vincere le stiamo vincendo e speriamo di prendere qualche punto in più dalle squadre un po' più attrezzate di noi, però ci crediamo fino in fondo e ci riusciremo. Siamo cresciuti sicuramente in tanti fondamentali, forse dove possiamo crescere di più è alle bande, perché sicuramente abbiamo delle ragazze promettenti che possono dire la loro anche verso la fine del campionato. Comunque fondamentalmente siamo cresciute molto e speriamo di mettere a posto determinati punti, ricezione e gioco ai lati, in modo da prendere questi punti per la salvezza.